Laura Pausini, casomai alle 11:43 di questo giovedì 5 maggio. Ehi fu! Siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. E Così. sono qui con... Fatti presentare, Allora, tu sei internazionale ormai, quindi voglio dire, ladies and gentlemen, signore e signori, madame e messieurs, il maestro Gilberto Idoni ai nostri microfoni. Buongiorno. Good morning. Good morning, dear. How are you? Shut up you, please. I cosi belli? Sanatoriali. Lo deve dire lui però, lo deve dire lui. Buona giornata a tutti. Ormai, insomma, come io non posso stare senza... Il giovedì mi manca Studio 90 Italia. Stamattina mi sono svegliato e devo andare a Studio 90 Italia, non posso campare senza Studio 90. Ma che mi fa questo Studio 90 Italia? È una droga. Buongiorno, come va Gilberto? Ma tutto forse bene? Mi piace Paola 4. Hai gusto. Senti Gilberto, buongiorno. Intanto volevo complimentarmi con te perché ho visto, a parte noi ci vediamo spesso, ci sentiamo, però ho visto un bellissimo faccia a faccia che hai fatto l'altro giorno ad Antenna Sicilia con Roberta Lunghi, che saluto tra l'altro, quindi volevo complimentare, un momento molto molto toccante, molto bello. Ma sì, hai parlato bravissima di te, di tutto. Roberta, certo, lei ha trovato i momenti forse più importanti, ma insomma una bella serata. Poi per me, figurati, anche in quel teatro dove ho fatto tanti anni di attività, quel teatro mi ricorda un momento di grande successo, il Teatro Ambasciatori, perché una sera venne il direttore del Teatro Metropolitan e mi disse: ma lei non può stare a studiare a Cussenico perché non viene al Metropolitan. E quindi mi rubò a quel teatro, era il 1989. Pensa te. E mi portò al Metropolitan. E quindi preparammo la prima stagione e preparai anche una pubblicità in cui diceva: sorry, quali essere il programma teatro? 1989 ho registrato e facemmo questa pubblicità e poi dicevo: allora 3 abbonamenti. Doppio Gilberto c'era praticamente. E là c'era una battuta che oggi non si pensa, ma allora era una azziccatina che davo ai falsi ipocriti, ai falsi intellettuali, ai falsi uomini di cultura che in questa nostra città abbondano. E come sì? Perché si pensava che il teatro siciliano fosse una cosa. E allora, ma lei è straniera, ne capisci? Che ne fare di questa porcheria? Era sotto le righe, ecco, oggi lo possiamo raccontare. E io, l'americana, gli dice: shut up you, a te cosa interessare? Le cose belle sono a tagliare. Che era grande Gilberto. Il teatro. E quindi nell'89 ci fu questa mia trasfugata dal Teatro Ambasciatori al Metropolitan. Lo raccontavamo proprio l'altro giorno, tutto partiva da questa pubblicità famosissima che tutti conoscete. Sai una cosa Gilberto, poi amici questa puntata la rivedranno in video, la rivedranno anche sulla nostra pagina di Studio 90 Italia e vedranno anche la pubblicità, quindi amici poi... guardatela perché tutto scusami, prima di raccontarti la pubblicità devo salutare Anna Maria Polimeni, che è stata viceprefetto a Catania, che sta ascoltando Studio 90. E la salutiamo anche noi ovviamente, quindi buona giornata. Buongiorno Anna Maria, che piacere saperla. Anche lei a gusto, A gusto, cioè. E tutto parte, lo ripeto, l'ho detto nell'intervista, da i cose belle sanno a tagliare, perché io mi trovavo a Milano, ormai avevo fatto tutta la mia carriera in quell'azienda, grande azienda. Io vorrei raccontato qualcosa che gli altri non sanno ancora di questa pubblicità. E niente, la pubblicità mi chiamò, allora non era Cavaliere, oggi è il Cavaliere Recca. Che salutiamo anche lui, ovviamente. Salutiamolo. Che penso ci stia ascoltando. Per forza, lui segue come va Studio 90 Italia. Poi dice: ma quando si becca, quando conti cose, non te posso buttare. E mi chiamò a Milano, dice: senta, mi ha dato il suo nome un amico comune, Eugenio La Rocca, e sì, dice: dobbiamo fare una pubblicità. E io subito gli disse: ma che merate? E lui mi disse: soldi non ce n'è. Questa fu la prima cosa che non me la scordo mai. Però
le darà molta popolarità. E così fu però, Io avevo dei dubbi, però mi piacque la battuta. E vabbè, così venni a registrare sta pubblicità. E invece quando finimmo di registrare mi diede una brutta notizia che ad Antenna Sicilia Telecolor la consideravano troppo spinta e quindi non fu mandata in onda. E invece, siccome in quel periodo io a Milano facevo il product manager, lo dico, in Olivetti, Ma sì. E ci fu un lancio di prodotto per i concessionari di Puglia, Calabria e Sicilia a Siracusa. E quindi io ero là a presentare questo prodotto e nella pausa pranzo, piuttosto di mangiare in albergo, che certe volte non si mangia bene, così i dirigenti dell'azienda dice andiamo a mangiare fuori in un ristorante qua vicino. Come esco per la strada, Viale Terracati, la gente mi guardava, Marzagustino. E da lì il capo marketing mi disse, ma che dice questa gente? Disse, guarda, io ho forse un fratello che fa l'attore e mi confondono. Dopodiché la sera era tardissimo, chiamai Michele Recca. Disse, ma avete mandato per caso la pubblicità a Siracusa? Ah, si dice sì, con gli spot per togliersi dalle scatole una televisione della Teletrisse la stanno. E meno male! Ci disse, non posso camminare per strade. E il sabato, che ero libero, siamo andati a fare questa passeggiata a Siracusa, hanno scoperto che questa pubblicità faceva effetto e mandarono poi un fax ad Antenna Sicilia, o mandate quello, pubblicità non ne faccio più. Allora per non perdere i soldi la mandarono e fecero la loro fortuna. E la fortuna e anche mia, perché da lì partì poi tutto. Quindi... Noi ci fermiamo un attimo, Gilberto, perché tra pochissimo racconteremo altri aneddoti di questa vita ricca e piena di successi, ma anche di cose molto particolari. Va bene, io adesso abbasso così come se... però con pecora si fa, volupo sa mangia, va bene. C'è una canzone di Tiziano Ferro. Bellissima, qual è? Hai delle isole negli occhi. Io? Sì. Stiamo tornando, restate con me perché adesso ci racconterà qualcosa di altro che spinto. Dori, quali essere il programma teatro? Il Teatro Metropolitan di Catania presenta Una stagione a 4 stelle con Gilberto Idonea in Il Barone di Carnevale, Mary Cipolla e Gianni Nanfa in Anni avversari di matrimonio, Alessandro Idonea e Mario Incudine in Sarto per signora, le sorelle Marinetti e Gianni Fantoni in Risate sotto le bombe, Gilberto Idonea in Fiat Voluntas Day, abbonamenti da €40, info 095 32 23 23. Ma lei non è straniera? Ne capisci che ne fare? Shut up you! A te a cosa interessavi? Le cose belle sono italiane. Ma io vi ho raccontato, i nostri amici sono anche curiosi di sapere, perché c'è stata una scena piuttosto calda con Monica Bellucci. Io ho fatto una scena di sesso. Ho fatto una scena di sesso che, fra altre cose, poi nel film gli americani l'hanno tolta, si vede che era troppo reale, giusto, l'hanno tagliato, la Miramax l'ha tagliata e io finì invece ospedale per quella scena. Raccontaci com'è andata, dai. È semplicissimo, devo fare sesso con la Bellucci. Sì, ecco, hai detto niente. E allora il tornatore mi disse, non vi spiego niente, partite dai baci, andate a finire a letto e poi fate sesso. E naturalmente, voglio dire, mancava solo la penetrazione, ma poi era tutto vero, ne spugliavamo tutto. E naturalmente il sesso è bello perché dura poco, no? Quindi io a un certo punto, appena salivo sopra la Bellucci, io in un minuto facevo e il tornatore, stop, te lo dico io quando deve arrivare. Ecco. Vabbè, e allora io a cavalcare la Bellucci per 5 minuti doveva fare lui i controcampi del bambino che guardava. Dopo 5 minuti dicevo la bombola d'ossigeno perché giustamente si stanca. Fra altre cose, siccome era lo scenografo, era un premio Oscar, le lenzuola erano di tela ruvida come all'epoca di guerra. Povera Ginocchia. E Ginocchio cosango. Ecco. Mi spruzzavano lo spray a bombola d'ossigeno. Insomma, per abbreviare, alla fine della giornata, dal Marocco, su un volo di linea arrivai a Malta e da Malta all'ospedale Cannizzaro. Ernia del disco,
Ecco, il retroscena della scena di sesso con Monica Bellucci, che tutti ti invidiano, tutti ovviamente. Mi invidiano e giustamente. Però ha avuto delle conseguenze nell'ospedale. L'unica contenta fu mia moglie, ecco. Perché quando lesse la sceneggiatura alla scena 50 sale su Malena e la cavalca furiosamente, io mi resi un dumbulone. Ecco. E poi voglio dire, è andata come è andata. Noi ci fermiamo un attimo. La canzone per Daniela Vera parlava di grande. Mettiamoci grande di Mina, la dedichiamo. Ce l'hai grande di Mina? Sì, abbiamo tutto su Studio 90 Italia. Poi Mina, voglio dire, vabbè. Era il 1971. Daniela Vera, questa canzone è per te. Noi tra poco torniamo, perché Gilberto mi racconterà un'altra cosa che voi sicuramente ricordate ma non sapete bene. Buon ascolto, Daniela. A tra poco. Con te dovrò combattere. Gilberto Idonia. Ma tu lo sai che mentre giravo un film in Russia, Anna German, tu lo sai che ho fatto un film in Russia? No, non lo sapevo questo. Questo mi mancava oggi. No, va bene, allora basta. Che sei in tutto il mondo e so che comunque... non vengo... Allora, quando hai 2 minuti... Devo vedere tutto. No, ma in Russia so che... Vabbè, ma tu sei in tutto il mondo, Gilberto. Sì, però là sono stata a girare una fiction. Anna German. Chi era Anna German? Lo sai o no? Chi era Anna German? Allora, una polacca, sì, famosissima nelle Russie, sì, e ha cantato, quando in Italia si faceva il Festival di Sanremo, un cantante italiano e uno straniero, con Tenco ha fatto coppia. Ecco, guarda un po'. Ecco. E allora, siccome questa cantante è talmente famosa che hanno fatto una fiction per lei, anche perché cantò, pensa, con la sua voce meravigliosa, per i primi astronauti russi che andarono nello spazio. Anche bellissima, tra l'altro, sto vedendo la foto, stupenda, Anna German. Allora, Anna German cantò, hanno fatto questa fiction e siccome lei venne in Italia, il suo manager italiano è il sottoscritto, e quindi se tu guardi nelle 8 puntate, la sesta, la settima e l'8ª, certo non mi potrai leggere perché sono scritto in russo, però ho fatto pure questo. Però con un bravo traduttore. No, perché in Russia non vengono doppiati gli attori. Tu mi sentirai parlare in italiano e di sopra c'è una voce che spiega in russo quello che dico. Allora per la prossima volta, Gilberto, studierò questa fiction e ne parleremo ancora meglio. Ne parleremo. E allora perché l'ho raccontato? Perché quando andai... Anche voi amici in ascolto, per chi non lo conoscesse e non l'avesse visto. Mi trovavo in Russia, giravamo in Ucraina, in Crimea e tutto. Un giorno c'era dei manifesti 4 metri per 12 metri e c'era Totò Cutugno e i biglietti erano a ruba, e quelli della produzione mi dicevano: domani devo chiedere permesso per andare a vedere Totò Cutugno. Ci disse: ma perché lo conoscete? Lui grande, meraviglioso. Quindi, con questa canzone soprattutto in quel periodo. In quel periodo, quindi ho assistito alla sua popolarità, sì, perché poi cantava nel teatro dove noi facevamo finta essere il teatro di Sanremo, dove trasmettevamo il festival. Quindi, che storia, però, dai. Che storia, davvero. Grazie Gilberto, perché ogni volta che noi ci vediamo, e ci vediamo spesso, io conosco qualcosa in più su questo grande attore, oltre ad essere un grande amico, davvero. Spassiba. Di niente. Drasto ti viene. Ho sentito Crasto, però. No, Drasto ti viene. Che sarebbe? Prego. Ecco, Drasto ti viene. Senti, parliamo invece della stagione a 4 stelle del Teatro Metropolitan. Già ci sono gli abbonamenti, molti amici già ci sono abbonati, ci sono anche i vecchi abbonati che chiaramente avranno sicuramente... I vecchi hanno rinnovato fino al 2. Ecco, possiamo ricordare i nuovi che vogliono trovare buoni posti, andateci subito, perché altrimenti questo è il momento migliore. Poi restano le ultime file e tutti si lamentano: ma arrere. E cosa volevate? Poi il primo spettacolo è il Barone di Carnevale con Gilberto Idonia, quindi mi raccomando. È uno spettacolo che ha avuto, così belli. Ha avuto un grandissimo successo in Argentina, questo spettacolo. Sai perché? Perché? Perché in questo Barone di Carnevale c'è una storia che è stata scritta nel 1930, questo testo, ma che oggi è modernissima. Il barone, siccome sperpera tutte le sue fortune, a un certo punto svende la figlia a un vecchio bavoso e tutto per farsi dare dei soldi. E in Argentina una sera c'era gente che si commuoveva: ma
cosa siete tutte che partissero in emigrazione con la valigia di cartone, non c'è nessun nobile. Invece per la storia li toccava perché qualcuno con la disperazione, magari qualche figlia così, aveva il Barone di Carnevale. Da vedere sicuramente, mi raccomando. E poi c'è Gianni Nanfa e Mary Cipolla, bellissimo spettacolo, anniversari di matrimonio. Poi ci sarà anche tuo figlio, ci sarà anche Alessandro Idonia che salutiamo, con Mario Incudine. Che Mario Incudine presenteranno lo spettacolo Sarto per signora. Come lo sai tutte queste cose? Io sono preparata, Gilberto. Mi è scappata prima la Russia, però insomma, sulla nostra terra. E poi ci saranno, poi ci sarà anche le sorelle Marinetti e Gianni Fantoni. Le Marinetti, sai, sono brevissime a fare il trio Lescano. Non vedo l'ora di vederle, esatto. Anche loro. Risate sotto le bombe. Esatto, e poi la chiusura, un Gilberto. Classico di Angelo Musco, Fiat Voluntas Dei. Il nostro Angelo Musco praticamente Gilberto Idonia che vabbè, insomma, io si avvicina risaluto molto. Anna Maria Polimeni che non ha sentito. Anna Maria, ti saluto qui dal Studio 90 Italia. Ma una bellissima canzone c'è. C'è una bella canzone di Anna Oxa del 1978 dal titolo Un'emozione da poco. Sì. E poi torniamo perché a proposito di pubblicità ce n'è un'altra, Gilberto, che io vorrei ricordare con te. Intanto partiamo con la musica e poi tra poco ricordiamo anche questa. Voi ricordate però Stagione a 4 stelle al Teatro Metropolitan 095 32 23 23. Facilissimo, lo so a memoria. Quindi Anna Oxa, Un'emozione da poco. Ecco, secondo me lei è una di quelle che ha una marcia in più, perché Fiorella Mannoia, oltre ad essere veramente molto brava, avere una bellissima voce, è una che ha un grande cuore e fa percepire dalla sua musica quanto ama il suo mestiere, così come Gilberto Idonia, perché non solo tu sei bravo, di Fiorella, e quando gli faccio un complimento lui invece mi blocca, perché non vuole farti i complimenti, però bisogna dirlo che tu sei un attore principalmente, perché hai il cuore dell'attore. Sì, ma i complimenti pare che sono appattato. Assolutamente no, lo sapevi. Allora, no? Fiorella Mannoia, ieri parlavo di lei perché mi hanno telefonato da dove? mio produttore americano. Mi disse: la conosci a Fiorella Mannoia che fate uno spettacolo insieme per il giorno del tacchino a novembre? No, ce ne sarà, conosco. Io ti posso proporre 3 persone se ti interessano, e gli ho proposto chi? Frassica, Insinna e Gabriel Garco. Ecco. Vabbè, quelli con i quali ho rapporti stai collaborando di lavoro, quindi... che tra poco ripartirà anche Onore e Rispetto, e poi anche tu hai fatto anche Montalbano, ma poi lui ha fatto La Piovra. Voi lo sapete quante cose ha fatto Gilberto. C'è un messaggio per te. Sì? Lo vogliamo ascoltare, vocale? È Daniela? No, questa volta credo sia, almeno dalla voce, sentiamo un po'. Buongiorno, sono Lorenzo da Valverde e volevo salutare Gilberto Adonio. Yes, I don't hear. L'ho detto giusto. Sì, giusto, è in americano. Attore, però volevo una cortesia, se poteva farmi in diretta. Sorry, i cosi belli sanno a tagliare. Ti tocca? Io me lo ricordo, vedo ancora la pubblicità in televisione di un teatro che fanno Metropolitan, e alla fine mettono questa parte qua. Grande attore veramente. Ciao Lorenz. Sempre grande Radio Studio 90 Italia. Grazie mille. Ecco, mi pare giusto. Questa volta ti tocca allora Lorenzo far da Valverde. Lorenzo. Certo, non è Daniela vera, non è la Daniela, però però voglio dire, per la par anche condicio, Lorenzo mi pare. Sembra giusto. E niente, la pubblicità è semplicissima. C'è una straniera che entra al Teatro Metropolitan e dice: sorry, qual è il programma teatro? E lo speaker dice: e il programma di quest'anno è il Barone di Carnevale, anniversari di matrimonio. Poi c'è Alessandro Idonia che fa il Sarto per signora, poi c'è Risate sotto le bombe e poi Fiat Voluntas Dei. E là l'americana dice: allora 3 abbonamenti. E dall'altra parte quello del botteghino che sono abbassiamo la base un attimo, vai. Sono sempre io, dice: ma lei è straniera, ne capisce che ne a fare? E l'americana si arrabbia e gli dice: shut up you. Sai che significa shut up you? Stai zitto. Stato muto. Shut up you. A te a cosa interessavi? I cose belle sono a tagliare. Grande Gilberto, vi ha fatto contento il nostro amico. Però voi, forse, sicuramente molti lo ricorderanno, ci fu dopo la famosa pubblicità della cucina di Così belli sarà a tagliare, ce ne fu un'altra pubblicità sempre riguardo
tutto questo, insomma. Purtroppo si è perduto, non c'è traccia di questo video. Ma ci sei tu però. Mi viene con noi. a Marcord. Era un nero. Aspetta, passiamo la musica. Era un omaggio ai Vukumpra. Sì. Io ho fatto un omaggio ai Vukumpra perché erano spuntati i primi Vukumpra. E allora mi sono vestito da Vukumpra, e quindi sempre nella doppia veste io facevo le due parti. Il Vukumpra si avvicina a me, che ero in piscina, sdraiato al sole. Dice: cugino, vuoi comprare a centino? E dice: se no, grazie, moccata stamattina. Cugino, vuoi allora fuzzolettini per naso? No, non sono raffreddato, grazie. E poi il nero gli diceva: cugino, ma allora vuoi buona cucina? E io, fraintendendo fra la cucina che mi diceva il Vukumpra e buona cucina, che era una bella femmina, ci disse: sì, pottamilla stamattina. E il nero mi diceva: ma no, cugina, facendo il segno delle tette, cugina componibile. Torniamo con la musica bellissima, Gilberto, anche questa, devo dire, è stato un filone di grande successo, che continua comunque ad esserci grazie al maestro Gilberto Idonia, che gira in tutto il mondo. Questa è la parte, insomma, diciamo più comica di Gilberto Idonia, ma ce n'è una molto molto profonda, molto importante, che grazie a Gilberto gira il mondo, quindi davvero grazie. Grazie a te. Ma quando dai a dare ora? No, niente, non mi devi dare niente, mi devi venire a trovare spesso. Vabbè, quello sì. Ed è per questo che noi oggi concludiamo il nostro appuntamento qui, ma ci ritroveremo molto presto. Ciao, io a qualcuno gli manca il venerdì, ci dice: a te ti manca un venerdì, a me mi manca il giovedì. Ecco. Quando c'ho il giovedì che lo ritrovo, mi ritroverò qua a Studio 90 Italia. Ciao. Grazie, buonasera. Gilberto. Ma tu la sai questa? Aspetta per vai. Ciao, buonasera. Chi era? Io facevo il mago Mustafa. Il mago Mustafa! Sono il mago Mustafa, insetto tutto all'appillà. E cosa insettiamo per oggi allora? Che sarò qua il prossimo giovedì libero. Benissimo, Ciao, grazie Gilberto. Buonasera. Ecco, ciao, buonasera anche a te. Noi ci ritroviamo invece tra poco per i saluti e io ringrazio ancora una volta Gilberto Idonia. C'è il nuovo singolo di Lorenzo Fragola dal titolo Luce che entra, tra poco.